Amici di Sportissimi, buon pomeriggio qui da Marco Genduso per commentarvi la quarta giornata di campionato Serie C2 che vedrà affrontarsi il Palermo Futsal Club e l'Altofonte. Due formazioni che sono alla ricerca di punti importanti per continuare a stupire da neopromosse. Ricordiamo sempre, infatti, come queste due squadre abbiano terminato lo scorso anno la Serie D e quest'anno sono invece in C2. Pensiamo alla partita! Tempo. Noi oggi ci porteremo questi 3 punti! E poi li faremo futsal! Il piccolo! Urla! Il piccolo! Non era corretto andare a parlare sopra, in questo caso il team manager Filippo Alario, che come sempre carica i suoi ragazzi prima di questa importantissima sfida. Dicevamo quanto sia importante quest'oggi riuscire a prendere i 3 punti, ma non soltanto per il Palermo Futsal Club, anche per l'Altofonte, perché ha iniziato benissimo la sua stagione con 2 vittorie, una sconfitta arrivata alla seconda giornata contro l'Oratore Cosme Damiano in trasferta, e quindi già possiamo dire qualche informazione, dare soprattutto qualche informazione importante, perché l'Altofonte in casa ha ottenuto 2 vittorie su 2, fuori casa però non ha proprio brillato. D'altra parte i rosanero hanno ottenuto una vittoria in trasferta, una anche tra le mura amiche, chiaramente la seconda giornata contro il Giudecca, mentre invece ha steccato la partita contro il Club Olimpia, perdendo con un pirotecnico 8-7, che sicuramente tutti coloro che ci state ascoltando avrete probabilmente visto in quel di Castellammare, una gara molto molto movimentata con tanti e tanti gol. Difatti non ci nascondiamo, ben 15 gol, ne abbiamo commentati tanto, ci siamo tanto divertiti, poi il risultato ha sorriso alla squadra di casa, che ha vinto soprattutto per un grande primo tempo. Poi nel secondo è uscita un po' la squadra di Mister Gentile, ma non è bastato, perché poi sono stati i padroni di casa ad avere la meglio ed ottenere i 3 punti. Nel frattempo che le squadre entrano in campo, noi vi mostriamo qualche statistica, perché sono sempre importanti, possono dare anche tante informazioni a riguardo di questo match. In particolar modo i rosanero si ritrovano al quarto posto con 6 punti, stessi punti, ma posizione diversa per l'Altofonte, che invece si trova al primo posto, sempre dunque ricordiamo con 6 punti ottenuti, con 15 gol fatti e 12 subiti il Palermo Futsal Club. D'altra parte invece 19 gol fatti e 13, dunque uno in più subito, l'Altofonte. Nel frattempo vediamo i due capitani, Roberto Restivo da una parte e Vito La Fiura dall'altro. Il capitano rosanero ha trovato al momento 2 gol in questo campionato, numeri comunque positivi, ma che sappiamo non accontentano mai il leone di questa squadra, forse l'uomo probabilmente più importante del club. Nel frattempo il fischio del signor Gianmario Bonomo, la sessione di Marsala, ha scelto quest'oggi per questo importante match di campionato, quarta giornata. Dicevamo, oggi sicuramente gli occhi sono in particolare, non me ne vogliano un po' tutti gli altri calciatori, ma su uno in particolare sto chiaramente parlando di Emanuele Fiorentino. È stato forse l'acquisto più rumoroso della campagna acquisti del presidente Pazzaglia, un giocatore che arriva dalla C1 con grandi risultati con l'Athletic Club Palermo, ma ha giocato anche con le Mistral. Insomma, un giocatore che di esperienza ne ha veramente tanta, e soprattutto in campionati più alti rispetto alla C2, con tutto chiaramente rispetto per la categoria. E quindi oggi l'esordio di Emanuele Fiorentino, c'è tantissima attesa per questo calciatore. Vediamo se partirà dal primo o se invece scenderà successivamente sul terreno di gioco, magari dalla panchina. Forse ipotizziamo possa giocare dal primo, vediamo. Al momento è in campo, se Mister Gentile farà la scelta di schierarlo subito, sembra di sì. Dovrebbe essere Fiorentino, Pisani, Chinnici, Calì e La Fiura dal primo. Dall'altra parte invece vediamo sicuramente tra i pali Delia. Siamo anche sotto un po' la postazione dell'Altofonte, quindi sentiamo un po' quelle che sono le scelte, anche la carica. Dunque Claudio Delia in porta, l'avevamo anche detto. Poi dovrebbe essere il quintetto formato da Amorello, Barranca, Castellese e Flaccomio. Dovrebbe essere questo il quintetto iniziale. Sì, diamo conferma, perché proprio questo. Dunque panchina per Giuseppe Zangara, che è anche l'uomo più importante al momento, 7 gol in campionato, risultando il secondo miglior cannoniere di questo girone. Medley soltanto Gugliaro, che ha colpito in ben 2 occasioni la scorsa partita proprio i rosanero. Nel frattempo è tutto pronto con Fiorentino dal primo, La Fiora, Pisani, Chinnici, e inizia anche il match con Chinnici che si appoggia subito da Antonio Pisani, che la controlla e torna ancora dal proprio numero 10. Partita forse non brillantissima quella giocata dal 10 nello scorso match contro il Club Olimpia, qualche errore probabilmente di troppo, ma
una cosa alla quale Chinnici non ha praticamente mai abituato i rosanero, quindi quando magari forse una partita non la faccio al 2% si nota. Questo è quello che succede ai grandi giocatori, chiaramente. Amorello per Barranca, si gira Castellese, va sul fondo, palla in mezzo, la Fiora qui leva le castagne dal fuoco. Fiorentino, dribbling e subito si prende un calcio di punizione. Bella giocata qui di Fiorentino, che è rimasto anche Giulio, che torna da un lungo infortunio. Subito ha accusato il colpo qui l'ex calciatore dell'Athletic. Nel frattempo, come centrale al momento è Amorello, che si prende in marcatura Vito La Fiora, loro che hanno giocato per tanti anni sotto la guida di Mister De Santis, anche con grandissimi risultati, non soltanto ai Delfini ma anche al San Martino delle Scale. Chinnici taglia il campo, palla per Pisani, era una buona idea, Flaccomio fa buona guardia e poi Delia riparte subito dalle compagno, anche lui grande esperienza in categoria, poi è sceso con la maglia dell'Altofonte in Serie D, però per lui tanti presenze con il Resultana San Lorenzo. Intanto il dribbling di Barranca che fa una buona giocata, poi Fiorentino mette in rimessa, anzi no, calcio d'angolo, se no rimessa. È uno schema per Amorello che calcia sul secondo palo. Mirko Flaccomio in spaccata ed esulta con i compagni, poi forse anche un'esultanza, la fusione di Dragon Ball per essere precisi, e dopo 1 minuto e 49 secondi è subito vantaggio Altofonte. La ribadita in porta benissimo Flaccomio, 1-0 sul tiro di Amorello, non perfetto, poi la scivolata puntuale di Flaccomio che da difensore fa un gran gol. Amorello con la sua, la calcia con la punta, prende Chinnici, anche loro compagni ai Delfini ma anche al San Martino. Quindi calcio d'angolo con Amorello, prende in pieno Chinnici, poi la Fiura per Chinnici, rischia un po' quel capitano. Fiorentino di prima, palla geniale, la Fiura ancora per Fiorentino, la controlla non benissimo, poi calcia, Delia. Si sta presentando benissimo qui Fiorentino. Amorello, poi Chinnici col fisico alla meglio ed è anche rimessa laterale. Pisani, Fiorentino. Oggi un brutto forfait invece dell'ultima ora per Ciccio Catania, uno dei giocatori più in forma al momento. Tanto Pisani, la palla va fuori non di molto, ma grande giocata con Chinnici. Dicevamo quindi l'assenza dell'ultimo momento è quella di Ciccio Catania durante il riscaldamento, un problema fisico per il calciatore, un infortunio. Cioè corriamo nulla di che per il laterale che al momento è tra i giocatori più in forma, con 2 gol e 2 assist in queste prime 3 partite. E dunque i rosanero adesso hanno soltanto 11 uomini in distinta. Poi Castellese forse commette fallo, non è per il signor Bonomo che dice di continuare. Dunque Fiorentino Chinnici attacca il centro, poi decide di servire Vito La Fiura, destro sinistro per Pisani, e qui forse qualche dubbio perché sembrava che Barranca si stesse agganciando con Pisani, non è per il signor Bonomo che dunque fa continuare. Qualche dubbio però. Amorello, palla in verticale per Castellese, si gira bene su Chinnici, poi non riesce a crossare in mezzo perché lo stesso numero 10 mette il piede nel punto giusto ed è quindi ancora calcio d'angolo. Vediamo se verrà calciato come prima. Poi sul secondo palo Calì mette la gamba, però si era staccato bene ancora Flaccomio. Qui forse non aveva marcato bene la squadra rosanero. Amorello con la punta, Calì blocca. Oggi è assente anche Francesco Faia, grande protagonista dei primi 2 match in positivo per il rosanero, poi forse non brillante nell'ultima uscita, però grandi parate comunque non macchiano il suo inizio. La Fiura, buon pallone, tacco per Pisani e poi il palo, ma adesso tanta sfortuna, ma che palla ha dato Vito La Fiura. Sarà una grande occasione per il rosanero, sprecata da Antonio Pisani, che ha graziato i suoi avversari. Infatti si tocca la schiena, zona lombare, anzi per essere più precisi, Delia.
Ci auguriamo che sia tutto ok. Pisani, Fiorentino, si cerca in lui la giocata con qualità, cerca di scambiare con Pisani, non riesce, poi la Fiura contrasta bene, Pisani spara la porta, si gira molto bene, poi con la sola avanza, si intestardisce forse un po' troppo, vuole tornare, poi bravissimo invece Barranca, e commette anche fallo Pisani. Forse un cartellino. Tempo Zangara potrebbe fare il suo ingresso insieme a Pasta e anche Restivo. Tanti giocatori molto interessanti nella formazione ospite. Flaccomio, Delia va con i piedi, Amorello di prima per Castellese, troppo profonda, però buona giocata. Fuori Amorello dopo 6 minuti, dentro Pasta. Vediamo dove giocherà Pasta, dovrebbe giocare forse come centrale, però è un giocatore che gioca solitamente più avanti, infatti è Flaccomio a giocare come centrale al momento. Fiorentino accorcia la Fiura, si torna però da Lorenzo Chinnici. In mezzo a 2 maglie gialle, Chinnici si intestardisce, ma fa una buona giocata. Fiorentino, vediamo la tecnica del 27, molto rapido, Fiorentino avanza, poi cerca il sostegno di Chinnici, palla dentro per Pisani ancora, Fiorentino non riesce a calciare, poi Chinnici con la punta, la Fiura, c'è spazio ancora per imbastire una nuova occasione da rete. Nel frattempo vediamo fuori anche Catania, abbastanza sconsolato per l'infortunio. Fiorentino, la Fiura lo aiuta, poi Fiorentino calcia, deviazione, calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo con il signor Bonomo, che infatti lo vediamo. Sarà calcio d'angolo con Fiorentino che chiama uno schema per la Fiora che calcia Delia, poi allontana Pasta come può e fa anche bene. Nel frattempo gioco fermo perché Fiorentino si sta allacciando le scarpe. Nel frattempo cambio dentro Restivo, cambi molto veloci per l'Altofonte. Credo che lo vedremo per tutta la partita questo tipo di gioco. Tanti cambi rapidi. Nel frattempo è arrivato anche Oscar Miloro, sempre tesserato rosanero. Per lui è soltanto un match, molto Giudecca, buona partita. Pisani sul punto di battuta, c'è fuori Fiorentino, vicino a lui invece Chinnici, dentro l'area di rigore la Fiura. Vediamo cosa farà, la lascia lì perché andrà Chinnici, palla in mezzo con Delia che si distende, forse la tocca, infatti sì, è calcio d'angolo. La Fiura batte corto per Fiorentino, Pasta lo sta fronteggiando con i tempi giusti. Chinnici, finte su Flaccomio, adesso si torna da Fiorentino, palla incollata, vuole il destro, può calciare, finta ancora, Fiorentino col mancino, viene murato, poi il fallo da parte di Fiorentino, stava in realtà calciando, tanti dubbi. Poi sta per entrare anche Vivarelli, forse l'uomo al momento più in forma dei suoi. Scorso match 3 gol e un assist, che però non sono serviti alla causa, in quanto i rosanero sono stati sconfitti poi dalle Club Olimpia. Flaccomio dopo aver duettato con Restivo. Pasta, ancora Restivo, lotta la Fiura, poi Restivo se la porta fuori. Anzi no, perché l'ultimo tocco è di la Fiura. 1, 2, 3. Sempre Flaccomio che batte come se fosse un calcio di punizione, ma è un fallo laterale. E anche cambio. Pisani, la Fiura. Torna dietro da Chinnici. Sceglie la velocità su Pasta, è molto veloce. Chinnici fa tutto solo, poi scambia con la Fiura, non perfetto per il suo aggancio. Ecco Zangara, è entrato da pochi istanti. Se la sua tecnica potrà essere fondamentale. Qui fa una buona giocata perché allarga su Pasta. Zangara, Fiorentino, commette fallo. Fuori Pisani, dentro Vivarelli. Questo è il cambio di mister Gentile. Vediamo quando invece entrerà Gennaro. Calcia Zangara, Caliso il primo palo, chiude. Poi Fiorentino quasi sbaglia, poi Restivo con tanta intelligenza elude
Noi siamo molto più forti. Restivo, Zangara, poi Delia non la può toccare ed è indiretto, calcio di punizione indiretto. Anche perché non stai zitto? Ma non glielo deve dire, cioè perché l'arbitro non l'aveva puntato. Nel frattempo è entrato Mandala al posto di Flaccomio, quindi 4 cambi per l'Altofonte al momento. Ha cambiato tutto il tecnico oggi. Pronti a uscire. Intanto Pace non manda la piccola rettifica al posto di Flaccomio e dunque questo è il quintetto con Pace, Zangara, Amorello, Restivo e Delia tra i pali. Tacco per Fiorentino che calcia, respinta e ancora continua ad attaccare la squadra rosanero ma non riesce a trovare il gol, probabilmente lo meriterebbe per la mole di occasioni create. Fiorentino, tacco, Chinnici, La Fiura, Fiorentino fa sbracciate con Restivo, tutto regolare. Poi prova il tunnel ma non riesce, si intestardisce un po' troppo, poi ruba anche il pallone su Pasta. Di rimessa a rosanero, è stato bravo qui Fiorentino perché non soltanto ha rubato il pallone ma è riuscito anche a conquistare la rimessa. La Fiura, dribbling netto sul Restivo, per calcio di punizione. La Fiura va sul mancino e calcia Pace, poi Vivarelli appoggia verso Fiorentino, poi La Fiura ed è il secondo legno della partita perché scheggia la traversa e va vicino più che mai al pareggio. Intanto dentro Michael Melvin, dentro anche Gennaro per La Fiura. Melvin è entrato al posto di Pasta, subito l'anticipo di Chinnici sull'ex Palermo, calcio a 5. Zangara contro Vivarelli, vuole il destro e calcia Chinnici, molto bravo ad opporsi. Restivo sempre molto tecnico, Zangara nasconde il pallone, grande giocata Zangara con la punta, Calè e poi Chinnici si mette davanti, vancheggioso, dice fallo, tanta intelligenza. Chinnici va a lungo a cercare Gennaro, Restivo in anticipo, vediamo come entrerà in partita Gabriele Gennaro, lui che insieme a Vivarelli è il miglior cannoniere di questa formazione con 3 gol però spalmati in 3 partite differenti, 1 partita per Gabriele Gennaro. Lo scorso anno insieme alla fine è stato il miglior realizzatore della causa. Vivarelli nasconde il pallone, va sul mancino, scivolata ed è anche fallo di Luca Vivarelli. Zangara, Pace, Restivo, Zangara contro Vivarelli, buon lavoro da parte del rosanero classe 2001 che oggi sembra molto concentrato, un po' come nello scorso match. Pace, Melville, bella qui la palla per Zangara ma Chinnici di testa chiude, poi Vivarelli mette un po' in difficoltà il compagno in realtà. Ma si ritorna quindi con Fiorentino, si cerca sempre la giocata del numero 27, scarica su Chinnici dove si è portato 2 avversari contro. Chinnici apparecchia per Gennaro, buon lavoro, Vivarelli può calciare, vediamo, destro-sinistro, sceglie il mancino, poi palla imboccata per Gennaro, era una buona idea ma forse poteva anche calciare Vivarelli per sfruttare quello che è il suo magico sinistro, non lo ha fatto. Pace, Restivo, poi sbaglia Restivo, un errore sicuramente ci possiamo permettere di dire un errore non da lui, visto che sappiamo quanto invece sia molto preciso solitamente. Dentro nel frattempo Franco appena entrato al posto di Fiorentino, una buona palla sul secondo palo, si era gettato Vivarelli per prenderla, non ci è arrivato e dopo 14 minuti, quasi 15, il risultato è ancora di 0-1. Nel frattempo Chinnici cerca di chiamare Mister Gentile, non sappiamo però per quale motivo, forse per un cambio. Melville, Chinnici lo fronteggia, palla alta verso Pace, 1-2 che non ritorna però tra i piedi della squadra in maglia gialla. Franco, Chinnici, Melville, buon lavoro, poi Vivarelli, si infila tra 2 maglie gialle.
Chinnici vuole battere la rimessa, ma c'è un G3 davanti. Poi battono rapidamente l'altofonte, ma forse... Ma non gli devi spiegare, no, capitano, gli sto spiegando una cosa. Ma che gli devi spiegare? Ma non glielo devi spiegare, capitano. Non metto che chiami il cambio, non lo puoi chiamare il gioco, chiamo di cambio. Ma devi venire, chiamo di cambio, devi venire. Anche Gennaro qui per fare rispettare. Però quindi rimessa con Zangara, restivo. Zangara va a 1000 Vivarelli nel tentativo di riuscire a fermarlo, non ci riesce, restivo. Palla lunga verso Melville, scivolata di Chinnici, poi Franco cerca di mettere il piede, palla che sguscia via, Vivarelli la tiene e poi allontana. Una fretta di battere Altofonte, ed effettivamente diamo anche ragione, visto il risultato sorride alla squadra ospiti. 0-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Gol di Mirko Flaccomio, molto bravo a gettarsi in spaccata e dunque battere Calì dopo il tiro di Amorello. Probabilmente uno schema, forse semplicemente una coincidenza. Restivo riceve il pallone, va avanti, Restivo, buona giocata, apparecchia verso Zangara e prende forse anche il palo. Draccalì verso Vivarelli, rimane lungo Pace. Questo è un buco difensivo, non lo sfruttano i rosanero, lo fa adesso Chinnici con Franco! E invece lo sfruttano perfettamente! Nazareno Franco, il primo gol in maglia rosanero sulla magia incredibile del solito Lorenzo Chinnici. 1-1. E qui ci ha voluto smentire Franco, perché dicevamo c'era un buco effettivamente nella difesa dell'Altofonte, ma non lo stavano sfruttando i ragazzi di Mister Gentile. Chinnici invece ha deciso di sfruttarlo, l'ha fatto benissimo, perché poi ha trovato questa palla verso Franco che l'ha semplicemente toccata con il destro. Non può chiaramente nulla Delia, che può soltanto prendere il pallone alle sue spalle, e dunque il risultato di 1-1. Chinnici, palla lunga, Gennaro non aggancia adesso, Gennaro Delia, bravissimo qui, in scivolata, poi forse calcio d'angolo. Poteva forse battere anche subito in realtà Gennaro, non è stata questa la sua scelta. Vivarelli con il mancino per Chinnici che calcia, poi Melville è un 2 contro 1, allarga, sbaglia il passaggio, poi Franco e Melville che commette fallo, e anche giallo. Dovrebbe essere il quinto fallo per quello realizzato dall'Altofonte. Vediamo adesso. Subito ritmi alti e anche animi tesi. Le due squadre si conoscono tanto. Vediamo adesso il conteggio dei falli, perché non si è capito bene. Purtroppo non abbiamo in visuale il conteggio. 5 signore, 5 siamo. Sono 4, dice il direttore di gara. E adesso sta anche iniziando a piovere, e questa sicuramente potrebbe essere una notizia, anche un fattore per questo match. Dovrebbero essere 4 pari i falli. Frattempo, anzi 3-4 forse. Gennaro per Franco, l'ultimo tocca il suo, però la palla rimane comunque in campo. Adesso invece forse no. Si continua, palla è sempre le Melville. Mezza a 2 con Gennaro, va giù, ed è anche calcio di punizione e viene chiamato pure il time out. Piccolo momento di pausa, 1-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Una gara bellissima con le due formazioni che con il campionato di C2 probabilmente c'entrano veramente poco per la qualità che stanno mettendo in campo. Gara molto molto bella, perché per Chinnici questo è il secondo assist in campionato in 3 partite, un gol anche per Franco invece, primo gol ma anche 2 assist, entrambi nella sfida contro il Genoa.
Minuto 20 di gioco. Gara aperta praticamente a tutti i risultati, perché il risultato dice di 1-1, come potete benissimo vedere nel nostro scoreboard, presente come sempre nelle nostre dirette. Vediamo se c'è qualche cambio, sembra di no. Vediamo. Perché c'è Pace, c'è Zangara, c'è in campo anche Castellese. Restivo. Cambio questo. Imbucata Castellese, si appoggia, era giusta l'idea. Cambio c'è stato, quindi dentro Castellese, fuori Michael Melville. Non stava giocando male, però il cartellino giallo forse ha un po' influenzato la scelta del tecnico, che lo ha levato dal campo. Vivarelli contro Zangara, entra bene il 7, adesso scivola dietro Chinnici, gli dà infatti l'appoggio. Vivarelli destro sinistro, non si capisce con Franco. I due infatti non riescono a dialogare come avrebbero voluto. Restivo, scivolata di Chinnici, sempre molto puntuale. Pace, palla che scivola, Delia lungo per Castellese, con Chinnici che era comunque lì. Chinnici, c'è stato quindi un altro cambio con dentro Mandalà, non ce l'hanno accorti, posto di Pace. Poi Vivarelli lotta a sportellate, ma si continua. Zangara calcia anche in porta, forse qui c'è stava anche un calcio di punizione probabilmente. Calì per Gennaro, mette giù un pallone molto complicato. Gennaro prova a rientrare, Restivo fa buona guardia, dunque adesso è Pace in panchina con Mandalà invece in campo. Sull'auto di destra, a sinistra Zangara, lì davanti Castellese e centrale Restivo. Franco, Chinnici, Vivarelli e Gennaro invece per il rosanero con Calì. D'altra parte invece Delia in porta. Questo è il piccolo recap delle formazioni in campo. L'unico calciatore che al momento è in campo fin dalle prime battute è Lorenzo Chinnici, non è una novità. Gennaro, buon lavoro sul Restivo, porta un po' a spasso Chinnici, Franco. Ma se punta, è molto veloce, lo fa Franco, mette in mezzo Delia, e spinge benissimo, poi vuole contrastarlo, Delia a terra, tutto regolare. Calivio se calcia, forse ci pensa per un attimo. Chinnici cerca la porta. È una buona conclusione quella dell'ex Delfini. Intanto dentro anche Nicchia, uno dei giovani più interessanti classe 2005. Per lui 2 gol e un assist nelle prime 3 partite. Restivo ennesimo errore nei passaggi, non da lui, perché sapeva invece essere un calciatore molto preciso. Chinnici dice a Nicchia di allargarsi. Cioè adesso Gennaro, palla di ritorno verso Nicchia, Delia lo travolge ed è anche cartellino giallo per il portiere. Qui bella palla di Gennaro, ma soprattutto bravissimo Nicchia a crederci, perché sembrava una palla molto complicata, lui invece ci ha caduto fino all'ultimo. Nel frattempo dentro Barranca, e viene chiamato anche il time out da Mr. Gentile, che vuole probabilmente dire qualcosa ai suoi ragazzi, con Chinnici che dice di fare rimanere lì il pallone. Dunque 2 gialli per Altofonte, uno per Delia e l'altro per Melville. In questo caso non era un fallo cattivo chiaramente, però in ritardo da parte del vice capitano dell'Altofonte, che ha travolto Nicchia, che al primo pallone toccato, in realtà non era proprio il primo, era il secondo per essere precisi. È riuscito a trovare questo fallo, che è anche il quinto, e dunque adesso mancano 6 minuti e i rosanero sono a 5 falli, dunque potremmo vedere un tiro libero. Chissà, vedremo. Il telecamera però chiaramente sa bene che adesso i rosanero cercheranno di giocare un po' anche nel prenderlo. È anche lecito, è giusto così. Calcio a 5 è questo, il futsal ci insegna questo. Però vedremo se ci saranno. Tanto Flaccomi allontana la palla. Andrà Chinnici, anche la voce del vicepresidente Manfredi Pazzaia per i suoi. C'è Nicchia vicino, che lo vediamo, potrebbe ricevere il pallone. Però ci sono anche Flaccomio e soprattutto
Barranca che potrebbero ricevere il pallone. Chinnici, schema per la conclusione di Gennaro col piattone, palla fuori, non era male. Poi Deli a cercare pasta sulla velocità, la controlla anche molto bene, Gennaro lo stoppa con semplicità. Poi Franco, vediamo se fa l'1-2. Franco in mezzo a due, riesce a passare via, bella giocata. Franco alla per Gennaro, Delia, parata perfetta del portiere che ha salvato i suoi, ma vicinissimo il Palermo Futsal Club al raddoppio. Chinnici sbaglia il dribbling questa volta, Pasta si autolancia, Franco è scivolata. È un giocatore diverso rispetto alla scorsa partita, scambia con Gennaro, fa sportellata anche con la difesa, Gennaro, Deli ancora, e poi cerca di rimetterla in mezzo con Castellese che invece ritorna a giocare subito il pallone, scivolata di Franco, lo salta Castellese, non c'è nemmeno un momento di pausa, Cali blocca. Gennaro spara la porta per Nicchia che non riceve il pallone, si dispera la panchina rosanera, una buona occasione questa, è andato fuori Castellese, dentro Melville. Sono tanti cambi volanti per Altofonte che non rimane sempre con lo stesso quintetto, un po' a differenza dei rosanero che invece fanno tanti minuti con lo stesso quintetto, poi cambiano, è vero, però Barranca, Franco è scivolata, lo chiude, forse rischia perché tanto fuori Franco, dentro Fiorentino per questi ultimi 3 più recupero, forse sono anche 2 time out, dunque 5 minuti almeno, più di 5 da recuperare. Flaccomio, dunque Fiorentino è l'unico a rientrare poi qui con zona dorsale, aveva stoppato questo pallone Barranca. Fiorentino sterzata, buona giocata, può calciare col destro, calcio! Ecco il primo gol di Emanuele Fiorentino, rientra con il destro e poi calcia perfettamente alle spalle di Delia e fa 2-1. Ecco il nuovo calciatore con la maglia 27, Emanuele Fiorentino, 2-1. Sentite anche le urla da parte del team manager Filippo Alaro che dice bentornato Fiorentino, e questo effettivamente è stato l'acquisto più importante della campagna acquisti rosanero e oggi sta veramente dimostrando il perché giocasse in categorie superiori. Oggi subito gol alla prima dopo l'infortunio tra l'altro, quindi comunque non in condizioni forse ancora al 100%. Mister Gentili però gli ha dato fiducia e oggi dal primo e poi anche gol. Fiorentino non lo fare girare Barranca, fa un grande lavoro qui con la suola, poi scarica su Melville. Flaccomio, c'è Pasta, vediamo se fa l'1-2, lo fa adesso per Flaccomio e poi Cali chiude, ma qui tanta fortuna per il rosanero perché Flaccomio stava trovando la doppietta. Fiorentina di prima per la Fiore, questa è la palla di ritorno, scivolata di Melville e qui chiude tutto, ma anche dovrebbe essere tiro libero. Dovrebbe essere tiro libero perché nel quinto però forse ha fischiato gioco pericoloso. Gioco pericoloso. Gioco pericoloso, tanti dubbi. Tanti dubbi. Qui forse se c'era il fallo sicuramente sarebbe stato da tiro libero e dunque non gioco pericoloso, però non sappiamo le analisi da parte del direttore che sicuramente conosce il regolamento meglio di noi e quindi avrà dato un'impostazione probabilmente corretta rispetto invece alla nostra valutazione. Intanto la Fiora sul punto di battuta. Fiorentino, la Fiora, Melville era anche ammonito, quindi ha rischiato tanto. Fiorentino su Pasta, scarica per la Fiora, palla di ritorno a Fiorentino e doppietta di Emanuele Fiorentino, si presenta così al Dojo Stadium, si presenta con una doppietta ed è 3-1, ma che palla di capitano Fiora. Assist meraviglioso di Capitan La Fiora che ha messo nelle condizioni Fiorentino soltanto di spingere in porta, bravissima a inserirsi, però che palla di La Fiora che quando gioca anche come laterale, anche se in questo momento è da pivot, sa comunque giocare bene la palla, trovare assist ed è il secondo della sua stagione dopo quello realizzato verso Vivarelli nello scorso match.
Fiorentino, mezza a 2, casca giù, Melville col mancino per Pasta. E Chinnici come sempre mette il piede nel punto giusto. Al minuto 30 del gioco e 3-1 il risultato. Amorello. Vediamo se calcia. Invece cerca l'imbucata Fiorentino. Di testa la tocca Melville per Flaccomio. Poi Pasta, Amorello. Finta, calcia con la punta. Molto intelligente qui Giuseppe Amorello. Ha provato a beffare Calè sul primo palo. E per poco quasi non gli riusciva perché è un giocatore che ha questo tipo di occasioni. Schema per Pasta che calcia. Prende però sempre Chinnici. Dicevamo, Amorello è un giocatore che ha questo tipo di giocate nelle corde. Melville aggancia col mancino, poi apre, Chinnici ancora mette l'ennesima pezza al minuto 31, dovrebbe mancare soltanto un minuto per forse qualcosina per i gol e le interruzioni. Vediamo Amorello. Dilia. Pasta, spalla alla porta. La Fiura raddoppia, ruba anche il pallone, ma non... Ah sì, anche la rimessa. Chinnici, vediamo se inventa una giocata, torna dietro, saggiamente, nicchia. Fiorentino. Chinnici. Fiorentino, finta un'imbucata, poi la tiene lì e vede Chinnici, accorcia nel frattempo la Fiura. C'è Nicchia, c'è il pallone in mezzo a 3, vuole passare Nicchia, si intestardisce, va giù e fischietto era in bocca da parte del signore di gara. Da parte del direttore di gara non ha fischiato, però tutto ok, dunque niente fallo su Nicchia. Chinnici alza il pallone per la Fiura, gancio tentato, riuscito, Nicchia cerca di ridargliela, non riesce. Era molto complicato e poi va bene così perché termina il primo tempo, risultato di 3-1 tra Palermo Futsal Club e Altofonte. Gara bellissima al momento, sia da una parte che dall'altra abbiamo avuto diverse occasioni, più chiaramente per i rosanero con diversi tiri dalle parti di Delia, meno invece quelle degli ospiti che però sono andati anche in vantaggio con una buona giocata, in questo caso di Flaccomio. Nel frattempo noi vi ricordiamo sempre di rimanere qui sui canali di Sportisti perché solo ed esclusivamente qui avrete il secondo tempo della sfida in esclusiva. A dopo!
Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Palermo Futsal Club e Altofonte, risultato di 3-1, ma sappiamo benissimo, sia per esperienza di partite commentate, ma anche per quella che è questa sfida, che è veramente aperta a tutto e a tutti i risultati soprattutto. Vediamo chi c'è in campo, perché chi dice fuori gioca Lorenzo Lopez, che dunque viene inserito in campo da Mister Gentile, ritorna anche Pisani, poi vediamo che la Fiura e Fiorentino. Tra i pali sempre Peppe Calì, dall'altra parte invece vediamo Zangara, Restivo, Castellese e Barranca, con in porta il solito Claudio Delia. Sul punto di battuta vediamo Castellese. Lui tanti gol lo scorso anno in Serie D. Attende il fischio da parte del direttore di gara. Possesso per l'Altofonte, dunque con Castellese vicino a lui Restivo, che però sta parlando con i suoi. Nel frattempo all'intervallo hanno parlato tanto i ragazzi dell'Altofonte, cercando di migliorare quello che non ha funzionato. Nel frattempo inizia anche il secondo tempo di questa bellissima sfida, con Restivo in possesso tra Fiorentino e la Fiura. Castellese fa sportellate con Lopez, che subito fa il primo intervento della sua partita. Zangara imbucata per Castellese, non tiene il pallone, poi Fiorentino, scontro con Restivo, poi forse subisce fallo, senza forse, calcio di punizione dopo 30 secondi. La Fiura, Lopez, entra Pisani ma non lo serve, va dalle parti di Emanuele Fiorentino, i due sono tanto amici, si conoscono da tanto tempo. Fiorentino alza il pallone per Pisani, là contro la sterzata, cerca di imbucare, fa dall'altro lato, trova Lopez, è una buona palla quella di Pisani. Schema per la Fiora, e Delia sul primo palo, mette in calcio d'angolo, ma bella conclusione del capitano rosanero, vuole sbloccarsi anche lui per una doppietta per Fiorentino e uno per Franco. D'altra parte invece Flaccomio, Pisani calcia, che ha calciato molto bene anche con buoni tempi. Barranca cambia con il mancino verso Zangara, Castellese va sul fondo, calcia col sinistro, Lopez chiude, poi in due tentative l'ultimo tocco è del 9 giallo. La Fiura, buon lavoro con la suola. Pisani, Lopez, Fiorentino cambia tutto dalla Fiora che accorcia. Fiorentino di prima non è preciso, effettivamente sbaglia, forse anche il campo non l'ha aiutato, probabilmente. Restivo, palla per Barranca, Sol mancino può calciare e Calì chiude sul primo palo con il piede, calcio d'angolo. Sarà quindi corner, adesso cerca di spingere maggiormente l'Altofonte, il risultato effettivamente dice anche questo, per tornare in partita. Mancano 30 minuti, 28 anzi 27 e 30 ancora, perché a me piace la precisione. Barranca, gancio non è dei migliori, anzi Castellese, chiedo scusa. Pisani, Lopez, Fiorentino scarica sulla Fiura, palla di ritorno di La Fiura, ancora Delia, poi Restivo mette una pezza dopo il passaggio, poi cerca il diving, non riesce, La Fiura può mettere in mezzo, invece calcia, c'era Fiorentino solo in mezzo, poteva rifare la stessa azione del precedente, non l'ha fatta La Fiura, brutto errore qui. Barranca, Zangara va sul mancino, Lopez mette una pezza, poi Zangara, Calì e poi da due passi, ecco Castellese che risponde in tap-in, 3-2, riaperta la gara. Non possiamo fermarci un attimo! Qui sull'occasione avuta per la Fiora, che poteva e doveva probabilmente servire il compagno, non l'ha fatto.
detto poi sullo stravolgimento di fronte il gol. Lopez, la Fiura, Pisani, centrale per Lopez col tacco, poi forse chiede un calcio di punizione, non è ravvisato dal signor Bonomo che era molto vicino. Zangara per Castellese, Lopez lo stava marcando un po' da lontano, era pronto a intervenire subito. La Fiura, Lopez, Fiorentino, cambia tutto per la Fiura, vuole il dribbling su Restivo perché del fallo. Fiorentino si complica tanto la vita, poi Zagara un po' lo spinge. Lopez, la Fiura, Lopez c'è benissimo dalla pressione, come gioca bene il Palermo adesso. La Fiura e poi Barranca lascia lì la gamba, la fa benissimo. Fuori Casalese, dentro Melville. Dopo 4 minuti, tanti cambi, dicevamo, in rapida successione per l'Altofonte, che mantiene sempre un ritmo molto alto. Fiorentino, Lopez, sbaglia la Fiura, Melville si complica tanto, poi Castellese, l'intervento di Fiorentino è ottimo, Melville cambia gioco, lo fa benissimo perché c'è Zangara e può puntare, va sul destro, calcia! Palla forse deviata, vediamo se è calcio d'angolo. Sembra che manchi qualcosa ai rosanero. Restivo con la punta, la Fiora intercetta, poi si sistema anche la fascia da capitano. Ha avuto l'occasione per segnare, o meglio per fare un assist per Fiorentino, non l'ha servito. Zangara, Barranca va sul sinistro, prova a farlo girare, non gli riesce e dunque Calì prende il pallone. Barranca, Restivo, intanto anche Delia da leader assoluto dice compagni di velocizzare il gioco, sbaglia il passaggio, poi Pisani, Barranca chiude la strada. Delia, Restivo, le finta, questa volta passa sulla Fiora, però il campo è finito, sembrava di no da qui, però il direttore di gara è più vicino. Anzi, la palla infatti non è uscita. Oh, ma che c'entra lui? Ma che c'entra Camonici 26? Giallo per Fiorentino, però non si è capito il motivo. Ci sono tanti dubbi e adesso il signor Bonomo dovrebbe forse un attimo chiarirci ciò che è successo, però dovrebbe essere calcio di punizione perché effettivamente la palla non sembrava essere uscita. Quindi punizione giallo per Fiorentino che però non c'entrava nulla. Forse qualche protesta, ma anzi no, giallo per la Fiura, ok. Adesso stiamo un attimino raccapezzando su ciò che è successo, quindi fallo di la Fiura, giallo, qui forse un po' eccessivo. Barranca, finta, non passa con Pisani, c'è la Fiura, lo serve, Restivo però si mette davanti con il fisico e fa un grandissimo lavoro da centrale. Lopez, Pisani, Fiorentino, le finte, si prende il campo, sterzata, Melville commette fallo. Fuori nel frattempo Barranca per Flaccomio, un cambio più difensivo, anche per dare forse un po' di equilibrio in più. Manu stai largo per il sì. Parliamo di difensivo, però Flaccomio ha già fatto 3 gol in questo campionato. Insomma, tanto difensivo non è. Manu, qua può entrare. Fa la Fiora, vediamo se ci sarà uno schema, se invece cercherà la porta. Sguardo concentrato da parte del Leone Rosanero, Vito La Fiora. Avvicinati alla porta, avvicinati. Va alla Fiora, uno schema per Lopez che calcia male però.
prende in pieno Melville. Perché abbiamo 3 tiratori e andiamo a mettere a Lorenzo là. E questo è l'errore, ragazzi. Pisani. Palla di ritorno per Lopez. Delia fa un miracolo assoluto. Poi Restivo con l'esterno verso Zangara. La palla è fuori. Fiorentino batte forse rapidamente. Vediamo. La Fiora. Grande occasione qui per il 3. Cosa in buca? Non lo fa. Esterno per la Fiora. Giocata forse più semplice in questo caso. Pisani cerca la porta. Prende però Flaccomio. Fiorentino si complica tanto la vita. Zangara. Restivo. Melville. Restivo con l'esterno. Adesso non sta sbagliando più nulla Restivo. Flaccomio. Restivo. Zangara apre per Melville. Palla dentro. Il palo. Sulla conclusione è più un passaggio. Poi Calì dice di non averla toccata. E calcio d'angolo. Anche qui tanti dubbi in realtà. Zangara riceve il pallone, se calcia ha la possibilità di poterlo fare perché è un giocatore interessante. Poi Melville e Calì mette in calcio d'angolo, questa volta sì che la tocca. Restivo, schema per Melville, poi la palla viene sporcata, mette ancora in mezzo Melville sempre. Poi fuori Pisani, dentro Franco, autore del primo gol in rosanero. Fiorentino e Lopez dialogano. Prende il campo Fiorentino. Poi combatte con Melville. Vuole puntare ancora. Fiorentino va giù. Però tutto regolare, non c'è nulla. Fuori Melville per Pasta. Dentro anche Castellese. Per Restivo, o meglio Melville per Restivo, cioè Melville Restivo fuori. Flaccomio, Zangara, punta Fiorentino, fa un buon lavoro Zangara. Pasta, palla incollata sulla suola, vediamo se calcia, apparecchia per Flaccomio, ancora Pasta, poi apre tutto, nel frattempo Fiorentino in campo anche Gennaro, quindi pochi minuti in campo, Gennaro prende velocità, e davanti la porta, poi mette in mezzo per Fiorentino, palla giusta, poi Delia in anticipo, era una grande idea quella di Gennaro, poi Castellese per Pasta, io da palla di ritorno, allarga per Flaccomio, Castellese, poi Franco salva tutto, è entrato in campo anche Vivarelli al posto di Fiorentino, Franco contropiede, mette sul secondo palla che non passa, Delia ancora, mette il piede, non ci arriva Calì, non ci arriva Gennaro. Dentro Vivarelli dunque fuori Fiorentino. Questo è il cambio di mister Gentile. Nel frattempo dovrebbe entrare anche Chinnici probabilmente. Vivarelli finte, sceglie il mancino, poi fallo, sterzata, ha rischiato tanto il 7 però si è preso un importantissimo calcio di polizia. Intanto fuori Lopez, dentro Lorenzo Chinnici. Buona gara di Lopez, voleva anche un'occasione da gol. Nel frattempo Vivarelli per Chinnici, ancora Luca Vivarelli col mancino, 1-2 perfetto con Chinnici, poi Franco, palla di ritorno, non passa, Pasta mette una pezza, l'ennesima, poi Castellese, Chinnici, non si passa dal numero 10, Vivarelli, Gennaro, 1-2 perfetto, Vivarelli lascia la palla, Gennaro viene cercato da Chinnici, palla che non passa, rimessa laterale, dentro Amorello per Zangara. Adesso tanto fisico con Amorello, Pasta, Castellese e Flaccomio, forse poca velocità. Vivarelli per Gennaro, palla incollata, poi apparecchia per Chinnici, cerca la porta, prende in pieno Vivarelli, si continua, si lamentano i ragazzi ospiti, volevano un tocco col braccio. Franco, buon lavoro, calcia Delia in 2 tempi, molto bravo qui Delia perché c'era Gennaro vicino. Castellese lavora bene il pallone, poi lo sbaglia perché il passaggio non è dei migliori. Franco, Vivarelli, calcia! Era un buon tiro con di Luca Vivarelli, palla fuori, non di molto. Amorello per Castellese, palla troppo profonda.
Aveva fatto una buona chiusura però Franco, perché era lì. Nel frattempo riecco in campo Melville, posto di Castellese. Veramente tanti cambi per l'Altofonte, tantissimi, circa 5-6 minuti, forse qualcuno anche meno. Gennaro si gira, vediamo, lo fa bene, palla in mezzo per Franco, Flacco chiude. Una palla perfetta quella di Gennaro, che oggi sta facendo tanto questo tipo di lavoro. Melville in mezzo a 3, riesce a passare comunque il pallone, Pasta che invece sembra mettere il piede. Mette in mezzo Pasta per il canestro di Flaccomio, salta bene, poi Gennaro sguscia via, tiene ancora in campo Gennaro, è molto rapido ma non passa con Amorello. Dentro Barranca, fuori Flaccomio, diciamo tanti cambi infatti. Franco per Chinnici, adesso cerca l'imboccata centrale verso Gennaro, va sul mancino, lo prova Melville, bravissimo a chiudere. Vivarelli sbaglia il passaggio di ritorno. Melville. Adesso Franco, Gennaro e Vivarelli sono gli uomini più offensivi, con Chinnici ad occuparsi della fase difensiva. Il dribbling di Barranca è ottimo, mette in mezzo per Pasta, che si è divorato questa occasione, ma grande giocata di Barranca. Vivarelli, dove il pallone di Cali, prova a puntare, vuole prendersi il centro ma sbaglia Vivarelli, poi Pasta, Chinnici con il mancino, la butta fuori. Qui 2 errori in rapida successione per Vivarelli. Amorello si prende il campo, Amorello contro Franco, raddoppio di Gennaro, Melville, poi sempre Amorello, taglio per Pasta che può calciare, viene tallonato, poi calcia Barranca, Calè mette il calcio d'angolo, però diagonale non perfetta di Vivarelli in questo caso. Dietro Franco, in centro. Pasta per lo schema, vuole forse calciare Barranca, va sul mancino come sempre, calcia, prende Vivarelli. Luca, poi vieni. Melville, Amorello cerca sempre la porta, Gennaro, poi Vivarelli in anticipo anche su Barranca, bravo qui Vivarelli. Vediamo chi entra, forse Fiorentino, vediamo. Amorello, Melville non lo vuole fare passare Franco, poi scivola un po'. Amorello, fallo di Gennaro, evitabile. Fuori Vivarelli, dentro Nicchia. Palla centrale per Pasta, buon lavoro, Amorello allo spazio, vuole il destro, Calè, sempre in calcio d'angolo, buona partita anche per il numero 1 rosanero. Amorello, sempre pericoloso, Melville non aggancia bene, Barranca, un mancino, Nicchia, che è molto intelligente perché fa sbattere il pallone sui piedi del 21 avversario, in questo caso guadagna anche la rimessa, bravo Nicchia. Tempo inizia anche a piovere, in precedenza stava per cominciare, poi ha smesso subito. Adesso invece credo che non ci salveremo dalla pioggia. Chinnici in anticipo, poi Franco scambia con Chinnici e sul mancino il taglio di Gennaro, vede invece Franco, l'aggancio, mette in mezzo Gennaro! Come giocano benissimo questi ragazzi! Gabriele Gennaro fa il poker, cuore verso la telecamera, ma che palla di Chinnici, e poi successivamente di Nazareno Franco, 4-2. E 4-2 risultato quando inizia anche a piovere. Nel frattempo entra in campo pure Zangara. Barranca si punta l'uomo col mancino verso Amorello di punta, poi Chinnici si concede pure un dribbling. Nicchia alza il pallone, Franco lascia andare, poi scivola, il passaggio non è infatti dei migliori, è scivolato Nicchia, scivolata su Amorello, si continua, Zangara, poi Zangara, palla fuori, poi Amorello è molto arrabbiato con Nicchia, si prende anche il cartellino giallo di gara. Nicchia ha commesso fallo, è scivolato, sicuramente non cattivo, però intervento del direttore è effettivamente corretto. Intervento restivo, fuori Amorello.
Andrà Cali. Sono 3 falli ciascuno detti dal direttore di gara. Minuto 49, mancano 11. Non manca molto. Risultato di 4-2. Caliva a lungo, sbaglia però. Minuto 49 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportisti. Nel frattempo sbaglia Michael Melville e regala il pallone ai rosanero. Partita non positiva quella del 4. Chinnici per Gennaro, mette giù un pallone complicato con Restivo, comunque alle spalle come un mastino. Restivo va giù, Gennaro, calcio di punizione, buon lavoro di Gennaro. Poi Melville fa un bellissimo gesto, aiuta il suo avversario ad alzarsi. Nicchia, nel frattempo continua a piovere anche tanto, Nicchia va giù, non c'è nulla, è scivolato. Ci sentiamo effettivamente d'accordo col direttore di gara, sembrava essere caduto da solo Nicchia. Barranca vuole il mancino, in mezzo a 2 anche Gennaro nel raddoppio, poi si confonde un po' pallone tra i piedi. Bravo Franco, qui autore di un gol e un assist. Restivo, doppio passo con Gennaro che mette un importante momento. Melville, Restivo, Zangara cerca di dialogare con i compagni, non riesce. Franco, forse è pronto un cambio perché mister Gentile diceva 2 minuti e poi esce. Sono passati questi 2 minuti e infatti col cambio dentro Fiorentino, autore di 2 gol e sempre più man of the match di questa gara, anche se Chinnici, Franco, anche Gennaro potrebbero dire tante altre cose, ma nel frattempo siamo al time out quando siamo arrivati in minuto 50 di gioco. 4-2 risultato, partita bellissima al momento, che sorride rosanero, che potrebbero tornare alla vittoria qui al Tocia. Vedo ci sarà qualche altro cambio oltre Fiorentino, sembra di no, però non possiamo esserne certi totalmente. Nel frattempo un ombrello arriva in panchina che sicuramente farà riaffiorire momenti negativi per mister Gentile. Si ritorna dunque in campo. Restivo. Se poi ci sarà spazio anche per il quinto. Al momento sembrerebbe di no. Sarà rimessa laterale. Restivo. Sono palle strette da Gennaro. Va giù, si continua. Fiorentino cerca la porta. Cosa stava per combinare Emanuele Fiorentino? Zangara. Piove veramente tantissimo adesso. Restivo. Volè centralmente, poi sfonda anche il suo avversario, tocco morbidissimo e Restivo passava per fare un super gol, grande giocata del 7. Quindi calcio d'angolo. Barranca, Gennaro lo contrasta, poi Nicchia, Restivo ancora mette in mezzo, Fiorentino per lontano e Barranca prova con la punta 2 volte, 3 volte, Castellese, Chinnici e poi Barranca torna leggermente più indietro. Scontro Castellese, Chinnici, fallo però di Fiorentino. E fallo. Calcio di punizione con Barranca sul punto di battuta, andrà probabilmente col suo mancino, ma è rientrato in campo anche Amorello e potrebbe essere una soluzione. Nel frattempo non fanno amicizia Restivo, Gennaro e Barranca, con Gennaro che dice probabilmente a Restivo che non c'era motivo di questa spinta. Stiamo giocando, non penso, stiamo giocando, non ti preoccupare. Ora che ci tase, il Restivo, ma che ci tase? Scontro con Gennaro. Che ci tase? Va Amorello a battere, vediamo se calcia. Restivo è vicino a Cali in questo momento, nicchia sul palo, Chinnici invece al centro con Fiorentino e Gennaro. Si stacca Fiorentino, ecco, infatti, con Gennaro l'unico uomo in barriera.
andrà Morello, adesso il gioco è fermo da un po', Morello calcio di potenza, prende in pieno Cali, poi Fiorentino lontana più che può, direttamente da Delia a Morello. Castellese e Barranca dialogano i due fautori della promozione. Gennaro con il restivo, non so ruba palla, poi Gennaro ancora salta l'uomo, Gennaro qui forse perde il tempo di gioco con Delia, la difende e torna dietro da Chinnici. Poi si chiedeva forse un cartellino per restivo che però non è arrivato, Chinnici torna dietro. Hai visto? Oh, non ti scandare il bicchiere rosso, signore, non ti scandare il bicchiere rosso. Poi Nicchia non arriva sul pallone, nel frattempo è forse giallo per restivo, vediamo. È giallo per il capitano dell'Altofonte. Anche quinto fallo. È rosso, l'ammonito. Con Gennaro che era arrivato dalle parti di Delia, ma non è riuscito a calciare, ha provato a saltarlo. Va a Morello a battere. Poi Restivo dice qualcosa. Dice qualcosa. Qualcuno fuori. Poi Castellese anticipato, Gennaro fa un buon lavoro, Gennaro sul destro, calcia! E poi il palo, se non abbiamo visto male, nessuna deviazione chiaramente. Dentro Flaccomio nel frattempo. Lascia fare del Restivo. Poi il dribbling di Barranca che elude la marcatura, poi palla in mezzo geniale. Era giusta, Castellese era lì effettivamente. È stata una grande palla quella di Barranca, ma il compagno per sua sfortuna non l'ha capita. Chinnici, Gennaro di testa, spizzata quasi da 11, non da 5. Amorello dialoga con Barranca, che nel secondo tempo sta provando a fare qualcosa in più, ma non c'è sempre riuscito. Amorello sul destro, cerca la porta! Sempre molto pericoloso Giuseppe Amorello, che lì mette l'ennesima pezza. Calcio d'angolo, continua ad attaccare l'Altofonte in questi ultimi minuti. Gennaro! Palla in mezzo, Nicchia la tocca, poi Amorello va sul mancino, non si fida però della conclusione mancina. Barranca si fida lui della conclusione mancina, palla in mezzo, Chinnici con l'esterno, sempre molto elegante, poi Nicchia la tiene lì, ma non riesce. Amorello, Castellese per Flaccomio, forse intervento irregolare di Chinnici, chiede scusa. Fuori Nicchia, vediamo chi entra, forse Lopez, infatti entra Lopez per difendere il risultato, quindi vediamo Chinnici laterale insieme a Fiorentino con Lopez centrale, Gennaro lì davanti, poi calcia! Con potenza Castellese non trova la porta, ma qui grande rischio che si è preso il Palermo Futsal, in questo caso con Fiorentino. Cali, Gennaro si aggancia con Amorello, nessun fallo però. Il dribbling di Castellese, buono su Gennaro. Amorello allo spazio, vuole calciare, prende però Lopez sulla tibia. Sarà rimessa tra le zone offensive, minuto 57 di gioco, mancano 3 minuti, poi qualcosina da recuperare chiaramente ci sarà. Tutta fuori verso Barranca che va sempre sul sinistro, Chinnici mette l'ennesima pezza, poi Fiorentino lo tiene in campo. Sarà ancora una volta rimessa laterale, ancora una volta zona offensiva per l'Altofonte. Prende lì dove fa tanto male Chinnici, infatti batte anche i piedi, non c'è bisogno neppure di specificare la zona colpita per il 10, che è molto dolorante. Amorello vuole calciare questa volta male, poi Calì vuole qualcuno in zona d'attacco, trova infatti Fiorentino, aggancio meraviglioso con il petto, può puntare l'uomo, Fiorentino non lo salta perché Barranca fa un buon lavoro, poi però si autolancia male perché la palla va fuori. Fiorentino, Lopez per Gennaro, palla cercata dal 3 ex oratorio San Giovanni Battista, ricordiamo arrivato 2 anni fa ormai. Flaccomio, apertura dalle parti di Castellese, sbagliata anche qui ed è rimessa laterale per il rosanero con Chinnici che non ha fretta di battere.
Stacca di low. Va lungo per Gennaro, palla molto complicata. Amorello riceve il pallone dopo il passaggio di Delia, c'è largo Barranca, finta, vediamo se lo serve adesso, va da solo Amorello, si riesce a saltare pure Fiorentino, poi Lopez mette una pezza, grande lavoro di Lopez, ma bravissimo anche Amorello a passare. Dentro Pasta, lui che ha avuto l'occasione sul 3-2 di riportare la gara in pareggio, non ci è riuscito però. Barranca, Pasta, Castellese, va fuori da Mirko Flaccomio che vuole giocare senza sbagliare, infatti si appoggia, Flaccomio ancora, Barranca sul mancino, cerca la conclusione, prende però sulla coscia Emanuele Fiorentino, sarà quindi rimessa tra le battute rapidamente con Barranca che prende ancora Lopez, poi getta la palla in avanti per Fiorentino, la potrebbe chiudere, vediamo, Fiorentino la tiene lì, finta, Fiorentino punta, lo ma sul destro, Fiorentino, Delia, poi Lopez non arriva a calciare perché è ottimo intervento di Flaccomio, palla gettata in avanti, ha avuto l'occasione per poterla chiudere sul finale, Fiorentino ma non ci è riuscito. Ecco Fiorentino, la butta lontano per Gennaro, la tiene pure in campo, Gennaro col tacco verso Lopez, non ci arriva Melville, si ferma, poi Gennaro lotta ancora ma non recupera il pallone, Pasta avanza, allarga con il destro perché c'è Barranca, ma c'è soprattutto Emanuele Fiorentino. 4-2 sempre il risultato. Siamo già al minuto 60, nel frattempo Flaccomio sul secondo palo, così come il primo gol. Poi Melville lotta bene con Chinnici, va anche giù. Ed è calcio di punizione, fallo di Chinnici, non è d'accordo, però effettivamente sembrava corretta la decisione da parte del signor Bonomo. Calcio di punizione. Signore, è finita, signore, 33. È finito. Va Pasta sul punto di battuta, ma c'è dietro Barranca, minuto 60, quasi 61esimo. Vediamo quanto manca. Basta uno schema per Barranca, ancora Calè, respinge. Poi Gennaro la difende in mezzo a due maglie, riesce a servire Lopez e poi butta in avanti il pallone, Fiorentina non la tocca. E tende da Delia e poi va bene così, perché sotto la pioggia, sotto il temporale, vince il Palermo Futsal Club e inizia adesso la sua rincorsa verso il primo posto con questi 3 punti importanti. Vittoria con il risultato di 4-2 contro un buon Altofonte. Gara importantissima vinta dai rosanero di Mister Gentile che dopo essere stati in svantaggio nei primi minuti della partita è riuscito a ribaltare la gara e a portarla dalle proprie parti con un super Emanuele Fiorentino che si presenta così ai suoi nuovi colori, ai suoi nuovi supporters e dunque certifica lui la vittoria di questa partita con una prestazione monumentale. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisile è tutto. Vi ringrazio e alla prossima!